benvenuti al TG Sicilia. Vediamo insieme le notizie principali di questa edizione. Sono ancora in corso le ricerche del 14enne scomparso ieri nella spiaggia di Eloro a Noto. Il giovane danese era in vacanza nel siracusano con la fidanzata e la famiglia di lei, ma dopo il tuffo in mare non si hanno più tracce. Vigili del fuoco e guardia costiera al lavoro senza sosta. L'incidente sul lavoro costato la vita a 2 operai a Palermo. Il camion che faceva da base alla gru che si è spezzata alla revisione non dichiarava un reale chilometraggio e il peso massimo di carico del cestello. Il processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo è da rifare. Ne sono convinti gli avvocati dei 7 ragazzi condannati per la violenza sessuale. Arrivate dai legali dei primi 3 giovani condannati le richieste di revisione. 7 ore di attesa per la visita al pronto soccorso, poi le dimissioni e infine il decesso. Presunto caso di mala sanità ad Agrigento per la morte di una donna di 78 anni. La denuncia dei familiari, aperta un'inchiesta della procura. Scandalo, referti istologici all'ASP di Trapani. Depositata la perizia chiesta dalla procura, quasi 600 pagine per descrivere cosa è accaduto nel settembre 2023. 19 gli indagati tra medici, infermieri e tecnici. Raccolta dei rifiuti a rilento a Catania, impianti quasi saturi e autocompattatori fermi in attesa di conferire a Codavolpe. L'assessore all'ecologia pesce, stiamo cercando di recuperare criticità a Picanello e Cibali. E poi il calcio in Serie C domani al Massimino, ultima sfida interna della stagione per il Catania prima dei play-off. Presente in tribuna il presidente Pelligra. Partite decisive per Siracusa e Trapani, impegnate rispettivamente contro Cavese e Cosenza. Dunque, bentrovati, avete sentito, sono ancora in corso le ricerche del 14enne scomparso ieri nella spiaggia di Eloro a Noto. Il giovane danese era in vacanza nel siracusano con la fidanzata e la famiglia di lei, ma dopo il tuffo in mare non si hanno più tracce. Vigili del fuoco e guardia costiera al lavoro senza sosta anche dall'alto per trovare il ragazzo. Francesca Loi. Abbiamo ultimato i tratti di mare a largo, dovremo battere un po' sotto costa e successivamente fare il rientro. L'elicottero è in volo. Da più di 24 ore si cerca Jack, 14 anni, danese. Era venuto in Sicilia per una vacanza con la fidanzata e la famiglia di lei, ma di lui non si hanno più tracce. La ricerca è difficile perché le condizioni del mare ieri erano abbastanza difficili in quanto c'era molta corrente, quindi si teme che il corpo possa essere stato trasportato molto a largo. Aveva fatto un tuffo qui, nella spiaggia di Eloro a Noto, davanti all'hotel. Attratto dalle acque cristalline e dalla bella giornata, venerdì mattina si è voluto tuffare con la sua giovane ragazza, in un mare che però non conosceva. Il mare lungo la costa è mosso, ma questo non ferma le ricerche di vigili del fuoco e guardia costiera. Più il tempo passa, più purtroppo le speranze di ritrovare il giovane vivo diminuiscono. Nonostante tutto, le ricerche vanno avanti, in mare fino a 10 miglia dalla costa, con uno sguardo dall'alto. Tra soccorritori e turisti la speranza non manca, anche se trovarlo vivo diventa sempre più improbabile. Adesso andiamo a Palermo, l'incidente sul lavoro costato la vita ai 2 operai. Il camion che faceva da base alla gru che si è spezzata alla revisione non dichiarava un reale chilometraggio e il peso massimo di carico del cestello. Giusy Lazzara. Altri particolari, altra rabbia che pesa per l'incidente sul lavoro di via Marturano a Palermo, costato la vita a 2 operai, un tunisino e un romeno. La procura di Palermo sta verificando se il camion che faceva da base alla gru, che si è spezzata facendo precipitare nel vuoto i 2 operai, era in regola. Nelle ultime 3 revisioni è stato dichiarato quasi lo stesso chilometraggio, segno che il camion è stato fermo, sono stati modificati i reali chilometri percorsi. La scheda tecnica presentata, secondo la procura,
procura non indicava il reale peso che il cestello poteva sostenere e i sensori di sicurezza sono stati trovati nella postazione del manovratore. I consulenti tecnici incaricati della procura anche hanno trovato delle strisce lasciate dello sfregamento di qualcosa sul muro. Su questo adesso si stanno concentrando le consulenze degli esperti. Il cestello della gru potrebbe aver impattato la facciata del palazzo, spingendo gli operai verso il muro, un impatto violento. Se le strisce risultassero compatibili con il metallo del mezzo, bisognerà capire se il cestello abbia urtato il muro dello stabile prima o dopo il ribaltamento. Si indaga anche sulla posizione contrattuale dei due operai. In un primo momento era risultato che i due operai non fossero in regola, ora invece sembra che entrambi avessero avuto dei contratti a termine, da stabilire anche se i due fossero preparati per fare dei lavori specializzati. Ce ne siamo occupati a lungo e adesso il processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo è da rifare. Ne sono convinti gli avvocati dei 7 ragazzi condannati per la violenza sessuale. I legali dei primi 3 condannati hanno già presentato istanza di revisione del processo e la prossima settimana arriveranno analoghe istanze da tutti gli altri. Manlio Viola. Ammette che il rapporto di gruppo inizialmente era consenziente e ritiene che la punizione inflitta ai suoi 7 stupratori sia eccessiva. Sono 2 passaggi di una telefonata fra Asia Vitale, la vittima allora 17enne dello stupro di gruppo del Foro Italico di Palermo, e il podcaster Giacchino Gargano. Una telefonata privata risalente all'estate del 2025, ma che Gargano rese nota. È la prova che sta alla base della richiesta di revisione del processo per 3 dei 7 ragazzi condannati per quello stupro. I difensori di Elio Arnao, Angelo Flores e Cristian Maronia hanno adesso presentato alla Corte d'Appello di Caltanissetta un'istanza proprio di revisione del processo, così come avevano preannunciato l'estate scorsa. Per gli avvocati Carmelo Adamo, Leonardo Lopresti e Giuseppe Farina, dopo che quella telefonata è stata trasmessa dalla trasmissione Le Iene, la ricostruzione dei fatti che ha portato alle condanne viene meno o quantomeno viene ridimensionata. Una richiesta analoga di revisione sarà depositata la prossima settimana anche dai legali degli altri 4 indagati. Gli avvocati puntano quantomeno al ridimensionamento delle condanne che sono state pesanti. Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia ed Elio Arnao sono stati condannati a 7 anni, Cristian Barone a 6 anni e 4 mesi, Samuele Lagrassa a 4 anni. Il 7° imputato, Riccardo Parrinello, giudicato dal Tribunale per i minorenni, è stato condannato invece a 8 anni e 8 mesi. Tutte le condanne sarebbero già definitive a meno che l'istanza di revisione non venga accolta. 7 ore di attesa per essere visitata al pronto soccorso, poi le dimissioni e il rientro a casa, dove le condizioni peggiorano fino al decesso. Ad Agrigento la morte di una donna di 78 anni è ora al centro di un'inchiesta della Procura. I familiari parlano di possibile malasanità e puntano il dito contro i lunghi tempi di attesa e la carenza di personale. Davide Sarto. Un'attesa lunga, forse troppo lunga, e una morte che oggi solleva interrogativi pesanti sulla sanità. È il caso di una donna di 78 anni arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento con gravi problemi respiratori. Dopo 7 ore di attesa per essere sottoposta a controllo, viene finalmente visitata e dimessa. Ma una volta rientrata a casa, le sue condizioni precipitano. Muore poche ore dopo. I figli parlano apertamente di possibile malasanità e presentano denuncia. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Si indaga per capire se quella morte fosse inevitabile o se qualcosa nella gestione del caso non abbia funzionato. Sotto la lente degli inquirenti ci sono soprattutto 2 aspetti: i tempi di attesa al pronto soccorso e la carenza di personale. Un problema noto da tempo, con pazienti spesso costretti a restare ore nei corridoi prima di ricevere assistenza. Intanto è stata acquisita la cartella clinica e non si esclude l'autopsia. Un passaggio chiave per chiarire le cause del decesso. Resta il dolore di una famiglia e il peso di una verità che ora la giustizia è chiamata ad accertare. E adesso lo scandalo refertis geologici all'Aspe di Trapani, con i ritardi che causarono la morte di un insegnante depositata la perizia chiesta dalla Procura. Sapevano tutti. Laura Spanò.
Sono 581 le pagine che i periti incaricati del GIP Massimo Corleo hanno depositato nell'ambito dell'incidente probatorio relativo allo scandalo dei 3.000 referti istologici rimasti non trattati. L'inchiesta vede 19 indagati tra medici, infermieri e tecnici dell'ASP, 8 invece le persone offese, tra cui l'ASP e l'assessorato regionale alla salute. Gli esperti hanno ricostruito i passaggi da fine 2023, quando ancora non pubblicamente ma certamente all'interno dell'azienda sanitaria di Trapani erano venuti fuori i ritardi causa poi di decessi come quelli della professoressa mazzarese Maria Cristina Gallo e di altri avvenuti in provincia di Trapani. Centinaia le pagine, le lettere, i verbali, le relazioni acquisite dai periti, dove è emerso, a parte le presunte responsabilità degli indagati, che in Sicilia non c'era azienda sanitaria che non sapesse dell'emergenza vissuta dall'ASP di Trapani. Chiamata in causa la direzione strategica all'epoca diretta da Salvatore Iacolino, ma anche il commissario e il direttore generale dell'ASP di Trapani, Vincenzo Spera, e Ferdinando Croce. Per i periti è impossibile che Spera non abbia riferito e che Croce non sapesse nulla. Uno scandalo che potrebbe non essere attribuibile al solo personale medico ospedaliero. Ieri l'udienza è servita solo a prendere atto del deposito della perizia, riprenderà invece i primi di maggio. Ikea evacuata a Catania per uno spray al peperoncino. La notizia dello sgombero del centro commerciale svedese si è diffusa nel primo pomeriggio, scatenando sui social una serie di ipotesi, tra le quali un allarme bomba. I carabinieri invece fanno sapere che l'evacuazione dei clienti e del personale si è resa necessaria perché qualcuno ha utilizzato uno spray al peperoncino all'interno del grande magazzino. Non è chiaro perché. Secondo i vigili del fuoco, un uomo si è sentito male. Adesso cambiamo argomento. La piaga dei rifiuti raccolta a rilento a Catania per la quasi saturazione dell'impianto TMB, autocompattatori in attesa di conferire a Coda Volpe. L'assessore all'ecologia Pesce: stiamo cercando di recuperare, restano criticità a Picanello e Cibali. Tonino De Mana. Autocompattatori incolonnati ed in attesa di entrare nell'impianto di Coda Volpe, gestito da Sicula Trasporti, quasi saturo. L'indifferenziato che si accumula all'umido, la raccolta nell'8 che va in crisi, con il sindaco Trantino che intanto si cautela con l'impianto di Termini Imerese. Ancora una volta Catania è ostaggio del fragile sistema dei rifiuti, un'emergenza senza fine per una città con la Tari più alta d'Italia e con la raccolta differenziata che non supera il 35%. Numeri impietosi che si sommano alle immancabili sacche di inciviltà. Basta poco per mandare tutto in tilt. Abbiamo avuto parecchi disagi in città, stiamo cercando di recuperare. Picanello è una delle zone con più difficoltà, anche Cibali. Speriamo che in 1 o 2 giorni di poter recuperare, che la situazione si normalizzi. Sacchetti di vari colori e grandezze invadono i marciapiedi di Picanello per una raccolta frenata e a macchie di leopardo per l'indisponibilità di autocompattatori, tutti fermi davanti ai cancelli della Sicula Trasporti che ospita l'impianto TMB, trattamento meccanico biologico. Sullo sfondo l'esigenza di un cambio di passo che tarda da arrivare, così come l'iter per i termovalorizzatori. La Regione ha cominciato l'iter. Certamente la realizzazione di un termovalorizzatore ci consentirebbe di risparmiare nel conferimento, mentre oggi siamo obbligati a conferire alla Sicula Trasporti, che tra l'altro a sua volta trasferisce il rifiuto che noi conferiamo, e quindi il costo è enorme. Per la cronaca, fa sapere Gemma, al momento nessun autocompattatore è stato inviato a Termini Imerese. Una vera e propria trappola per la cattura della plastica presente nei fiumi per non inquinare i mari. La provincia di Ragusa è la prima in Sicilia per questa buona pratica di prevenzione. A Scicli, alla foce del fiume Erminio, installata la terza barriera anti-rifiuti. Ci racconta tutto Veronica Barbarino. Un mare pulito nasce da fiumi puliti. È da questo principio che anche Scicli si unisce alla lotta all'inquinamento da plastica, agendo direttamente dalla foce del fiume Erminio e proteggendo così le acque del mare di Playa Grande. Come? Con una barriera a griglie progettata per integrarsi in modo non invasivo con l'ambiente fluviale. Si colloca a circa 600 metri dalla foce del fiume Erminio. La barriera semplicemente galleggiando va ad acchiappare e intercettare i rifiuti in plastica
plastica e all'occorrenza, quando le correnti sono troppo forti, si sgancia in maniera automatica. Un sistema di videocamera ad energia solare monitorizza l'accumulo della plastica e all'occorrenza viene presa. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della legge Salvamare, che ha destinato alla Sicilia, prima regione in Italia, fondi per contrastare l'inquinamento dei corsi d'acqua. Scicli conferma così un percorso di politiche ambientali che ha portato ai riconoscimenti Plastic Free e Bandiera Blu. C'è un progetto che Scicli porta avanti nel rispetto dell'ambiente e soprattutto nella promozione di tutto ciò che riguarda la bandiera blu e Plastic Free, in quanto ci aiuterà ad ottenere i punteggi necessari per poterci riconfermare anche per gli altri anni ad avvenire. La provincia ragusana è prima in Sicilia per questa buona pratica di prevenzione e la barriera antiplastica sul fiume Erminio si colloca terza dopo le reti già in funzione sui fiumi di Rillo e Ippari, opere che si spera possano sensibilizzare alla cura dell'ambiente. E adesso parliamo di spettacolo. L'artista siciliano che ha sovvertito le regole del mondo della musica, Tony Pitoni, lancia il nuovo singolo e lo fa in coppia con un altro personaggio eccentrico e sopra le righe, Tommy Cash. I due uniscono le loro visioni fuori dagli schemi in L'Amour. Sentiamo Eva Spampinato. Tony Pitoni colpisce ancora e lo fa, come al solito, a modo suo. L'artista siciliano, dichiaratamente outsider del mondo della musica, è riuscito a diventare in poco tempo, ma con tanta gavetta alle spalle, un'icona pop, tanto da mandare sold out tutti i suoi concerti e ad essere inserito come unico cantante italiano atteso per l'edizione 2026 di settembre degli High Days di Milano. Dopo il successo del duetto sanremese con Dito nella piaga, adesso ha trovato il compagno perfetto per un brano totalmente fuori dagli schemi. Tommy Cash, celebre rapper estone, grande protagonista dello scorso Eurovision con la sua Espresso Macchiato. Che noia, che barba, che noia. Tony Pitoni e Tommy Cash uniscono le loro visioni eccentriche in L'Amour, tra sonorità dance ed estetica da videogioco. L'amore, Tommaso insegnami ad amare, l'amore, dimmi così. Il loro incontro artistico diventa un'esperienza pop totale, ironica e fuori controllo. Al centro del brano c'è una domanda irrisolta: cosa significa davvero amare? L'amore non dà risposte, ma racconta un sentimento confuso e sfuggente. Sopra il pelo quando apri il portafoglio. E adesso la storia di un parroco che decide di intervenire in prima persona per aiutare la sua comunità, pur sapendo di poter andare incontro a conseguenze. Succede a pochi chilometri da Caltanissetta, dove Don Carmelo Cervello ha deciso di riparare le buche della strada comunale che conduce a Borgo Santa Rita. Il servizio di Rita Cinarti. A pochi chilometri da Caltanissetta, nel Borgo Santa Rita, una strada piena di buche rende difficile ogni giorno l'accesso a residenti, fedeli e visitatori, un problema concreto per una comunità di appena una decina di abitanti, ma molto frequentata per i suoi prodotti genuini, dal pane alla ricotta, e per una vita di comunità che continua a richiamare persone anche da fuori. È in questo contesto che il parroco del borgo, dopo numerosi appelli alle istituzioni, ha deciso di intervenire personalmente riparando le numerose buche sulla strada. Una strada abbandonata a se stessa, difficilmente percorribile, con il rischio di rompere i mezzi o di sbandare percorrendo questo 2-3 chilometri, 3 chilometri e mezzo insomma, e poi concretamente però succedono tanti di quegli imprevisti con deviazioni, con rotture di automezzi e con una spesa enorme che queste persone devono affrontare nel riparare i loro mezzi. Una realtà fatta di tradizione e agricoltura, dove la messa viene celebrata in un capannone tra trattori e attrezzi agricoli. Le difficoltà di accesso però non riguardano soltanto chi partecipa alle funzioni religiose, ma anche le aziende della zona, che rischiano di essere penalizzate proprio dalle condizioni della viabilità. Più e più volte ho sollecitato le autorità comunali, ma purtroppo non ho avuto nessuna risposta. Recentemente una minima risposta è stata tappare qualche buco, però di fatti concretamente la strada rimane dissestata, impraticabile e rischiosa. Don Carmelo Cervello è consapevole dei rischi legati a un intervento su una strada comunale e della possibilità di incorrere in una multa, ma ha deciso comunque di andare avanti per dare una risposta concreta alla sua comunità.
E c'è una notizia, l'assessore comunale ai lavori pubblici di Caltanissette incontrerà Don Carmelo Carvello, il parroco protagonista di questo servizio, che ha deciso appunto di intervenire personalmente per riparare le buche della strada comunale che conduce al borgo di Santa Rita, a pochi chilometri dal capoluogo nisseno. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, vittoria casalinga per il Palermo che oggi pomeriggio al Barbera ha sconfitto il Cesena con il punteggio di 2-0 grazie alla doppietta di Poyampalo, partita interamente controllata dalla formazione di Inzaghi che ha regolato la pratica con un gol per tempo, 3 punti che permettono ai rosanero di mantenersi sempre a 4 lunghezze dalla zona della promozione diretta, anche se ormai al termine della regular season mancano 3 giornate. E domani al Massimino, ultima sfida interna della stagione regolare per il Catania davanti a Pellighera che sarà presente allo stadio. Toscano torna in panchina dopo essere stato richiamato in settimana dalla dirigenza. Sentiamo Marco Carli. Serve voltare pagina in una partita in cui il Catania sulla carta è favorito. Il rendimento esterno del Potenza, 36 gol subiti, solo 13 punti, che per di più ha vissuto ancora una settimana di festeggiamenti dopo la Coppa Italia che spalanca le porte della fase nazionale dei playoff. Tutti questi dati, insieme alla voglia di rivalsa dei rossazzurri, dovrebbero indurre a pensare che possa essere l'occasione giusta davanti a Pellighera perché il Catania possa blindare il secondo posto. La squadra di Giorgio ha comunque principi solidi. La vittoria in Coppa ne è una dimostrazione evidente. I principi che, dopo 2 sconfitte consecutive, deve riacquisire il Catania che torna alla difesa 3 e ai dettami conosciuti di Toscano. La settimana è stata vissuta fra chiarimenti e rivoluzioni in panchina e nella dirigenza, con l'allontanamento di Viali e Pastore. Ora Toscano dovrà ricompattare il gruppo e preparare al meglio i play-off per i quali saranno disponibili anche Rolfini e Casasola, assenti col Potenza. Il secondo sarà sostituito da Raimo, favorito su D'Ausilio, mentre Toscano torna ovviamente alla difesa 3, alla mediana con i 2 esterni, a sinistra torna Donnarumma, rientra Jimenez, ballottaggio Cicerelli, Bruzzaniti, in attacco nel ruolo di prima punta si candida anche Forte. Catania-Potenza sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamento a partire dalle 20, poi a fine gara le interviste al tecnico rossazzurro e ai protagonisti in campo. Partite decisive domani sera per il Siracusa e Trapani, impegnate rispettivamente contro Cavese e Cosenza. Sergio Colosi. Siracusa Cavese e Cosenza Trapani per le ultime speranze di salvezza. È il penultimo atto di una stagione tormentata, ma serve una vittoria e che le dirette concorrenti Foggia, Giuliano e Latina non facciano altrettanto. Solo così si darebbe un senso al derby Trapani-Siracusa dell'ultima giornata. Azzurri senza Gudelevicius fermato per un turno. Al suo posto Limonelli. Recuperato Marafini in attacco c'è Arditi. Scongiurato il fallimento e caos totale con i calciatori senza stipendi e i tifosi contro il presidente Ricci. Il tecnico Turati isola la squadra con l'obiettivo di battere la Cavese. Non guarderemo a nulla di quello che è successo nelle ultime settimane, non guarderemo gli infortuni, non guarderemo le squalifiche, non guarderemo nulla. Vogliamo solo caricare De Simoni di adrenalina. Sarebbe un sonno vedere gente domani perché tutte le dimostrazioni da tempo che ci hanno dato nelle ultime settimane sono state un qualcosa di veramente magnifico. Oltre niente difficoltà che ci sono state, ci riconoscono quel qualcosa che abbiamo cercato di comunque sia dare, trasmettere e sicuramente faremo, come dicevo anche poco fa, il possibile per rendere felici di noi. Avversario motivato per il Trapani, il Cosenza quarto e sconfitto a Picerno a 2 lunghezze dalla Casertana terza, cerca riscatto in chiave playoff. Granata senza Ronica in panchina, Benedetti rientra dall'inizio. Una pausa brevissima, tra poco con altri aggiornamenti.
Bentornati, abbiamo un aggiornamento. Un 60enne è morto ieri all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, Caltanissetta. I familiari hanno presentato una denuncia. Proprio uno dei parenti lo ha trovato privo di vita nel reparto nel quale era stato trasferito dopo 5 giorni di osservazione nella stenteria del pronto soccorso. È il secondo decesso nel nosocomio in poche settimane che porta a richieste di intervento della magistratura. La procura di Gela ha infatti già avviato un'indagine sulla morte di un altro paziente la cui identità non è stata ancora scoperta. E per questa edizione del nostro telegiornale è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata.